INPA produce da sempre alimenti conservati, di cui viene garantita la genuinità e la ricercatezza delle materie prime. Di generazione in generazione, INPA porta avanti la tradizione gastronomica italiana nel pieno rispetto dello spirito del suo fondatore, restando un'azienda a forte vocazione familiare, con uno sguardo attento e partecipe tanto al passato quanto al futuro. Vi diamo il benvenuto da Cerreto Guidi. L'ultimo mercoledì del mese di agosto è l'appuntamento fisso, il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, giunto alla 78esima edizione. La gara, organizzata dal gruppo sportivo INPA proprio di Cerreto Guidi, vedrà ai nastri di partenza ben 103 atleti per una classica ormai del panorama toscano e non. L'anno scorso ci fu la vittoria sotto un po' l'acqua di Gregorio Butteroni sul compagno Juan Edward Enox, la doppietta della Maltinti, Lampadari, Banca di Cambiano. Quest'anno vedremo chi si aggiudicherà questa gara ormai veramente storica. Le immagini che state vedendo sono proprio del comune di Cerreto Guidi. Tra l'altro il mese di agosto, il fine agosto è proprio un mese particolare per quello che riguarda Cerreto Guidi. C'è anche ovviamente il palio e tutto quello che riguarda le feste qui a Cerreto Guidi. Quella che invece sono il collegio di giuria presieduto da Marcello Occhini e con Michela Michelotti e Marco Disep sono i due componenti in moto, i giudici in moto, mentre Linda Bottoni è sarà la giudice di arrivo. I due direttori di corsa, Francesco Zingoni, che è di abita a Cerreto Guidi, e Fabio Costagli, il vice direttore di corsa. Come detto, 103 atleti al via. Questa è la formazione che tra le sue fila annovera un atleta di casa, Giosuè Crescioli di Lazzeretto. Abbiamo visto la Opla Petroli Firenze Don Camillo di Matteo Provini, che è sicuramente una delle favorite, se non la favorita numero uno per quest'oggi. La Gragnano che anche lei potrebbe fare sicuramente molto bene, e la Maltinti con la doppia maglia di campione toscano, quella elite e quella under 23, quindi molto importante questa gara, sempre di più. Saranno in totale 134 i chilometri da percorrere su diversi percorsi. Il primo percorso da fare per 4 volte, da Cerreto si va a Biviostreda, Bassa, Gavena, Pievarripoli, Fuscecchio, Le Botteghe, Poggio Tempesti e si ritorna a Cerreto per 4 volte. Dopo 2 giri con la salita di Gavena e poi l'ultimo giro dove c'è da fare solo l'asperità. Dopo l'arrivo praticamente da Lazzeretto si viene su verso Cerreto. Intanto il via ufficiale dato da Linda Bottoni e dal nuovo assessore allo sport del comune di Cerreto, Davide Toni, che ha dato il via a questi 103 atleti per questo 78esimo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Gara valida anche come trofeo Innocente Emilio, trofeo Raffaello Meozzi, trofeo Caponilivio e il trofeo Lelli Roberto. Queste che state vedendo sono le prime immagini, i primi colpi di pedale di questa gara come detto storica del panorama Elite Under 23. Una gara che ovviamente è un ringraziamento a Sandra Brottini, alla Streda, al colorificio Cappelli, allo scatolificio Sabatini, al colorificio 84, allo studio Paulus, alla Medicia Costruzioni. Questi alcuni ringraziamenti dalla corsa, con già la formazione di Matteo Provini che è davanti a fare ritmo. Abbiamo detto probabilmente la formazione da battere quest'oggi sarà proprio la formazione giallonera della Opla Petroli Firenze Don Camillo, che sarà sicuramente una squadra che può avere diverse punte. C'è Michael Belleri, vincitore tra l'altro di alcune classiche. Tra l'altro vi abbiamo fatto vedere Monte Cassiano, dove la nostra Elena ha raccontato la vittoria di Belleri, poi c'è stata ovviamente la vittoria anche in Toscana. Mentre siamo al chilometro 15 di gara, siamo sul Poggio Tempesti ed è proprio dalle prime battute di gara, perché pronti partenza via, che partiva il corridore in maglia Sissio Team, Elia Cassani, che appena Davide Toni, l'assessore allo sport, dava il via, partiva subito, quindi i primi metri, dopo i primi metri della corsa,
provava l'attacco in solitaria, seguito da nessuno. Siamo proprio con il battistrada, abbiamo visto, seguito dalla prima moto in formazione, quella di Sandro Manzi, l'altra è quella di Adriano Odini. Abbiamo visto presenti anche la Bike Service Pegaso con Paolo Ceccarini e Lorenzo Volpi. Dietro ecco il gruppo che ha un ritardo in questo momento di 1:30 ed è la formazione in blocco della Opla Petroli Firenze Don Camillo, dietro le maglie della Sissio Team a proteggere l'azione del compagno di squadra. Poggio Tempesti che verrà affrontato, come detto, per 4 volte. Questa è la prima delle 4 tornate con questa leggera salita, perché possiamo dire che per una categoria Elite Under 23 è una salita che fa meno male, però comunque sia una gara che ha sempre regalato abbastanza spettacolo, e poi soprattutto l'AFA e il caldo la farà da padrone quest'oggi. Stiamo vedendo proprio le immagini, intanto siamo ritornati, siamo al 21esimo chilometro di gara, siamo in zona transennata, a momenti passeremo sotto il traguardo. Eccolo qui, siamo proprio a Cerreto, nel cuore pulsante di Cerreto Guidi, per il primo passaggio con il battistrada. Primo passaggio, eccolo qui, 6 giri, Giovanni Guidi che espone il cartello di 6 giri alla conclusione per il corridore della Sissio Team, che passa sotto il traguardo in questo momento. Per ora il suo vantaggio era di 1:30 quando si era sul Poggio Tempesti. Eccolo il portacolori della Sissio, abbiamo detto sicuramente tra le sue fila Crescioli è in buona condizione, vorrà sicuramente fare molto bene dopo diversi podi. Correre in casa non è mai facile, soprattutto fare il risultato in casa, c'è l'emozione, c'è magari il sapere di essere tornato anche competitivo, questo sì, però magari l'emozione a volte può giocare anche brutti scherzi. Poi tra i favoriti abbiamo ricordato i 2 della Opla, c'è anche tra l'altro Della Lunga, Francesco Della Lunga, Matteo Pongiluppi, alcuni sicuramente, Riccardo Lorello che potrebbe essere una delle punte all'arco di Matteo Provini, la Gragnano che potrebbe comunque far bene con Boschi, che non va assolutamente male. E mentre passa ora il gruppo proprio in questo momento con le maglie giallo-nere della Opla Petroli Firenze, il treno della Opla 1:37 secondi in ritardo con questi treni. Poi c'è la Sissio, la Gragnano, c'è la Maltinti, quindi si va a blocchi in questo momento sulla corsa. Blocchi, qui poi passano tutte le macchine che stanno al seguito, e la situazione è cambiata subito dopo il passaggio, perché le immagini sono del 38esimo chilometro di gara e sono sempre le maglie della Opla a fare ritmo in salita. Sulla salita del Poggio Tempesti è stato ripreso il corridore in fuga, Cassani. Vediamo che era Francesco Di Felice che stava indirizzando i compagni di squadra verso un lavoro. Si viaggia a doppia fila, occhio perché viene via un drappello di 7-8 corridori. Vediamo dietro anche Crescioli, prova a rientrare con altri 2 compagni. Diverse maglie dell'Opla, diverse maglie della Sissio, già 2 lì davanti. Poi ci sono anche le maglie della Project One, la formazione inglese. Mentre siamo a 5 giri dalla conclusione con il gruppo che passa in questo momento, tirato dall'ex battistrada Cassani. Ora provava l'attacco anche Bruno della formazione dell'atleta siciliano, diretto da Leonardo Giordani, quindi avremo anche a vedere quello che sarà. Sono passati ora in questo momento, mentre con le immagini siamo al 46esimo chilometro di gara, gruppo compatto tirato in questo momento da Edoardo Cos della formazione della Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli. Un altro attacco, questa volta è del pistoiese Leonardo Galligani, protagonista di una fuga, di un tentativo di fuga anche nel trofeo corsanico che si è corso domenica. La gara vinta da William Herding, il gallese. Quest'oggi è presente un'altra squadra inglese, quella della Project One. Vediamo Galligani si volta, è partito ma niente da fare, dietro sono le maglie adesso della Opla. Si tratta di Michael Belleri, vincitore di Monte Cassiano, della classica di San Giuseppe il 17 di marzo, ma vincitore anche di un'altra gara bellissima qui in Toscana. Mentre invece vediamo che viene via un drappello di una decina di uomini, ma mi sa che sarà molto difficile. Siamo intanto al 58esimo chilometro di gara con Davide Masi della Bottecchia Factory che prova ad uscire dal gruppo. Davide Masi che verrà sicuramente un corridore esperto, corridore che lo conosciamo, ha fatto tanto bene negli anni passati nelle varie formazioni dove ha militato. E dietro sono sempre le maglie Matteo Regnanti della formazione della Opla Petroli Firenze a fare il ritmo. Regnanti, poi dietro le maglie della Sissio. Sono queste 2 formazioni per ora che si incaricano del lavoro, ovvero la Opla e la Sissio.
Regnanti che va a chiudere su Masi e che prova, occhio perché ritorna, rischia di spezzarsi sul Poggio Tempesti, per ora rischiano veramente di spezzarsi più volte. Ringraziamento anche alla Bernie Store, specialistica di casa, alla Oma Impianti, alla Villa Petriolo, alla Pimex Tex Packaging, alla Broma Calzaturificio, alla Banca di Cambiano, alla Onoranze Fulibre Cerrettesi, mentre adesso sono le maglie della formazione della Sissio Team. Nel dettaglio si tratta di Andrea De Totto che sta provando a fare il ritmo. Vengono via in due Andrea De Totto della Sissio Team, dietro con lui sta provando a venire via Alessio Ninci della Gragnano Sporting Club. Eccolo, si volta De Totto a guardare, diciamo che per ora non l'hanno mai presa semplice. Eccolo dietro, sono le maglie della Project One, la formazione inglese che sta facendo ritmo davanti al gruppo. Vantaggio minimo e infatti, come possiamo vedere, al 64esimo chilometro di gara si sono riuniti. Adesso provano ad uscire alcuni corridori. Chiede spazio in questo momento Riccardo Lorello, ecco, no scusate, Gabrio Salomone, eccolo qui, Salomone che sta cercando di venire via. Poi a chiudere questo drappello vediamo, si tratta di Sbrana, Thomas Sbrana, con loro c'è anche Gazzola. Sta rientrando Bruno della cosa, niente, sono rientrati tutti, gruppo compatto. Era un tentativo portato, abbiamo visto, dalle maglie della Sissio, era Gazzola che si era incaricato di portare via quel drappello, ma niente da fare. C'era anche Sbrana lì davanti, l'atleta lucchese della formazione della Pistoiese. E però non è finita qui, perché siamo al 72esimo chilometro di gara e abbiamo un drappello di corridori in fuga. Gabrio Salomone è riuscito a rientrare in questo tentativo, Leonardo Galligani della formazione della Gragnano, poi della Project One abbiamo nel dettaglio Thomas Main, poi abbiamo Simeoni della Mastro Marco Sensi Nibali, abbiamo Rigatti, Tommaso Rigatti con il compagno di squadra Veneri, sono i due atleti che sono sulla testa della corsa della Sissio Team molto attiva, della formazione della Aran Cucine Veius Federico Ferranti, della Opla oltre a Salomone presente anche Matteo Regnante, poi Morea della Polisportiva Tripetetolo e poi Verrando della ICS Group Dacia Multicar Amaru. Questi sono i fuggitivi: Verrando, Morea, Galligani, Regnanti e Salomone, Main, Ferranti, Simeoni e Veneri insieme a Rigatti. Occhio a Rigatti, un corridore sicuramente molto esperto. Questi sono i fuggitivi, abbiamo percorso fin qui 72 km di gara. Adesso siamo su un tratto pianeggiante, siamo dietro, ritardo per questo corridore, si tratta del campione toscano Matteo Niccoli, campione toscano elite Matteo Niccoli, che sta provando ad uscire dal plotone. 22 secondi per lui, passa ora, però il gruppo non è distante, 26 secondi e sono le maglie del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli. Lorenzo Lipanni che sta provando ad uscire dal gruppo con altri atleti, questa volta si tratta di Martin della formazione della Project One, poi un atleta della ICS Group Dacia Multicar Amaru, stanno provando ad uscire ma il gruppo è lì vicino, abbiamo detto ritardo per il gruppo di 26 secondi. Altri ringraziamenti della corsa alla Orlandi Bagno, alla Manzi Franco, alla COP di Cooperativa di Consumo di Cerreto Guidi e Vinci, alla Termoidraulica Caponi, alla Scatolificio Mancini, alla Casa Borgioli, alla IMPA, ovviamente sponsor, perché ricordiamo il gruppo sportivo IMPA è colui che organizza, erano presenti proprio i titolari della IMPA. Intanto siamo sulla salita del Poggio Tempesti, siamo all'80esimo chilometro di gara con i 10 uomini al comando, come stiamo vedendo. A fare l'andatura ora è Ferranti della Aran Cucine Veius, poi abbiamo detto 2 uomini Sissio, Rigatti e Veneri. Tra l'altro Veneri molto attivo, era stato attivo anche a Capodarco. Regnanti che viene da un ottimo momento di forma insieme al compagno Salomone, Galligani che sta dimostrando un buon momento di forma, l'atleta pistoiese, Verrando, atleta che oggi in ammiraglio è diretto dal campione del mondo Under 23 a Verona nel 99 Leonardo Giordani, e poi presenti anche Morea della Polisportiva Tripetetolo e il figlio d'arte Simeoni della Mastro Marco Sensi Nibali, anche lui diretto in ammiraglia oltre da Dario Dal Canto, ma all'ex professionista, all'ex velocista Gabriele Balducci.
tanto stiamo vedendo proprio nel dettaglio i fuggitivi, ve li stiamo facendo vedere tutti. Sono seguiti dal cambio ruote Cicli Barone, questo vuol dire che è aumentato il vantaggio per i fuggitivi. Sono seguite anche dalle motostaffette, la scorta tecnica affidata oggi, anche presente anche Thomas Main, ci eravamo dimenticati, l'atleta della Project One. Dicevamo la scorta tecnica affidata ai motociclisti pistoiesi, e dietro si muovono gli atleti diretti da Andrea Bardelli, ed è Bambagioni che sta muovendo il gruppo sul falso piano che adesso porterà verso Cerreto Guidi. Tommaso Bambagioni, atleta della Work Service Group Vital Carvega, che ci sta muovendo dietro poi con Lorello. Poi insieme a Lorello è uscito anche Tovazzi, Masi e Bagnara. Questi sono gli atleti che escono. Eccolo qui, Bagnara, presente un esponente della formazione della development della Polti Cometa, formazione professionistica di Alberto Contador e di Ivan Basso. È presente con un corridore qui, mentre stanno arrivando altri atleti: Eli Pandi della formazione della Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, e Viviani della formazione della Polisportiva Tripetetolo. Dietro sono le maglie intanto della ICS, si tratta di Elia Basile che stava provando ad uscire, però controllati anche adesso le maglie di Locatelli, della formazione di Locatelli, ovvero la Onec Team, che provano. Siamo al passaggio con gli atleti al comando. Morea a fare l'andatura con Verrando, Ferranti, e chiude Regnanti, seguito da Sandro Manzi. Ma dietro stanno provando a rientrare, è vicinissimo questo trappello. Sono rientrati altri atleti, vediamo, oltre a Bambagioni sono rientrati altri atleti. Sì, si sta rimescolando un po' la situazione in questo momento, e dietro è Thomas Sbrana della Pistoiese a fare ritmo sul gruppo. Diamo anche il vantaggio per questo momento. A 15 secondi c'era il gruppetto, il gruppo è a 30 secondi. Mentre siamo sulla salita di Gavena al 95esimo chilometro di gara, come abbiamo potuto vedere. Eccoli qui, li stiamo vedendo, i fuggitivi al comando, i 10 uomini al comando. Vantaggio minimo per loro su un drappello che stava inseguendo, portato via da Tommaso Bambagioni. A fare ritmo davanti Leonardo Galligani, un atleta che in salita non va, se la cava abbastanza bene. Sono rientrati però, perché vediamo Masi. C'è Masi, quindi sono rientrati da dietro. Sono rientrati, almeno Masi è riuscito a rientrare. È rientrato solo Davide Masi, quindi atleta esperto, sa gestire anche queste situazioni, e quindi ecco perché. Gabrio Salomone a fare l'andatura. Masi adesso, atleta abbiamo detto esperto, un atleta che sicuramente è molto molto esperto su questa, però dietro non sono molto distanti. Adesso è proprio l'atleta della Bottecchia Factory Team che si sta incaricando del lavoro, mentre andiamo anche con i ringraziamenti della nuova carrozzeria cerretese, alla gelateria yogurteria Isabella, alla Icecconi Immobiliare, all'antifurto Duxomon, alla ACB Antonio Calugi, broker assicurativo, alla Casalvento, azienda agricola Casalvento, alla Bocconi Cornelio Damasco. Questi alcuni ringraziamenti. Sì, stiamo guardando un po', sono quelli che avevamo detto, più c'è stata l'aggiunta di Masi. Sono 11 atleti sulla testa della corsa, adesso è rientrato quindi Davide Masi. A chiudere questo Verrando, che è un po' in difficoltà. Il corridore diretto da Leonardo Giordani però stava chiedendo informazioni alla moto di Sandro Manzi. Dietro sta provando a rientrare Andrea De Totto. Arriva De Totto, ormai sta arrivando, piano piano arrivano tutti. Arriva ora anche Manenti, quindi eccolo, stanno rientrando. Questo è il drappello guidato da Eli Panni, con dietro Bagnara e tutti gli altri. Eccolo qui, Eli Panni, passa ora Bagnara, Tovazzi, Bambagioni, Viviani, Lorello. Poi è passato della Futura Team, è passato esattamente Novelli, e poi è passato l'ultimo a chiudere questo è Di Camillo della Maltinti. Abbiamo visto il cartello indicativo Corliano per gli atleti che stanno inseguendo. Sono vicini, sono veramente vicini, li vedono, guardate, li vedono
li vedono, bellissimo scorcio questo con tutti gli ulivi, fra gli ulivi della nostra bellissima Toscana. Vediamo, stanno cercando di entrare. Questo siamo con le immagini al 99esimo chilometro di gara, quando passeranno, mancheranno 2 giri alla conclusione. Con gli atleti si sono riuniti 21 uomini sulla testa della corsa. Abbiamo diverse maillot plat, quella di Salomone, quella di Regnanti erano i primi due, sono rientrati anche Manenti e è rientrato anche Lorello che sta facendo il ritmo. Galligani è l'unico rappresentante della Gragnano Sporting Club. Della formazione, oltre a Rigatti e a Veneri, è rientrato anche De Totto, è rientrato anche Tovazzi, 4 maglie Sissio, poi della Dacia Verrando, poi Main della Project One, poi è passato Davide Masi della Bottecchia, Bagnara della formazione della Polti Cometa, Bambagioni la World Service Group Vitalcare Vega, della Mastro Marco c'era Simeoni, Ferranti era l'atleta della Aran Cucine Veius. Questi sono gli atleti che vi stiamo facendo. Viviani e Morea erano 2 della polisportiva Tripetetolo. Questi intanto siamo con le immagini al 104esimo chilometro di gara con i fuggitivi. Noi andiamo ancora con i ringraziamenti della corsa alla Rinati, alla Fattoria Colle Fiorito, alla Casa d'Africa, alla Colle Danimari, alla Ingroittica Mart, al Corriere TLV Tevere, alla termoidraulica Cardini Iuri, mentre stiamo vedendo che prova Lorello ad uscire con Tommaso Rigatti. Sono i 2 atleti che stanno provando ad uscire. Vediamo che sta cercando la collaborazione dei compagni di squadra. Riccardo Lorello era una delle punte quest'oggi della formazione di Matteo Provini, che sicuramente era la favorita numero 1. Stiamo vedendo proprio qui nel dettaglio gli atleti che sono al comando in questo momento. E dietro, ed è Leonardo Galligani che si sta con Ferranti, Bagnara, Simeoni, Novelli, passa ora, poi passa in questo momento Veneri con Viviani, Masi, Regnanti, Salomone, poi De Totto, passa ora Di Camillo, Regnanti e questo, Bambagioni, Verrando e Thomas Main. Chiede il vantaggio l'atleta della ICS Dacia Multicare. E dietro, siamo dietro sul gruppo in questo momento con un ritardo di 35 secondi, con le maglie della formazione della Mastro Marco Sensi Nibali a fare il ritmo in questo momento. Si tratta di Christian Di Prima sulla ruota, Alessio Frius è in terza posizione, Samuel Bertolli. Questo è il terzetto che sta facendo, adesso si sta incaricando Christian Di Prima a fare il ritmo sul gruppo, il corridore diretto da Gabriele Balducci che sta facendo il ritmo in questo momento. Siamo al 108esimo chilometro di gara, 108 km di gara percorsi, siamo sulla salita del Gavena con un atleta che è uscito dal plotone. Si tratta di Veneri, Raffaele Veneri, che sta provando, un atleta che coraggioso, ci è sempre piaciuto perché nelle gare ci mette sempre tanta grinta, è sempre in fuga, è uno degli atleti che difficilmente non prende la fuga, la prende praticamente quasi sempre, riesce sempre a essere nell'azione anche giusta. È stato anche protagonista con una fuga iniziale a Capodarco, tra le altre cose, gara molto importante. Ringraziamento ancora alla B&B Fratelli Bocchicchio, alla Victor Calzaturificio, all'impresa edile Vezzosi Piero, all'Antonio Pieri Figli, all'Ambiente e Vita, alla Borgo Vigna Vecchia, alla Roberto Bargagli. Questi alcuni altri ringraziamenti alla corsa. Tanto vediamo che stiamo lasciando il corridore al comando della Sissi e dietro è Davide Masi che si incarica, l'atleta della Bottecchia Factory Team, che si sta incaricando del ritmo. Dietro vediamo in difficoltà Verrando, Bagnara, e intanto il gruppo è dietro, mi sembra. Gruppo un po' di difficoltà anche per Bambagioni che era laggiù in fondo, abbiamo visto la maglia Work Service. Grande ritmo imposto da Masi con Regnanti sulla ruota, poi Ferranti, Di Camillo. Questi sono gli atleti al comando. Eccoli, stanno per rientrare. No, non era il gruppo, ci eravamo sbagliato, stanno perdendo le ruote. E adesso è Regnanti. Si sono staccati Novelli, si è staccato Novelli, si è staccato Bagnara, si è staccato Verrando, si è staccato Bambagioni. Questi sono gli atleti che per ora hanno perso il ritmo. Si è staccato Morea, anche Simeoni ha perso le ruote.
E intanto siamo con le immagini al 113 km di gara percorsi fin qui. Siamo al passaggio con un corridore al comando, Thomas Main, venuto dall'Inghilterra. Ci sarà il suono della campana, Giovanni Guidi che suona la campana per l'ultimo giro. Passa ora Thomas Main, passa in questo momento, sta andando veramente molto forte. Usciamo adesso con il corridore alle spalle dell'atleta della Project One da Cerreto Guidi, questo finale. Eccoli, li lasciamo andare ancora dietro l'azione. Buona la pedalata, passa ora il gruppo. Passa in questo momento il gruppo, ritardo che per ora è minimo ancora. 20 secondi il ritardo del gruppo su Thomas Main. E intanto abbiamo percorso 100, siamo a 14 km dalla conclusione con Thomas Main. Vantaggio per ora di 40 secondi, pensate 40 secondi il corridore inglese dopo un fine settimana che ha coronato gli atleti d'oltremanica con la vittoria di George Wood alla Freccia dei Vini e di Erding a Corsanico. Chissà che parli ancora. Questa gara è abituata agli stranieri perché ha vinto Egoshev qualche anno fa, fece terzo un atleta francese, poi fu la vittoria di un russo. Ringraziamenti anche alla Grifone, azienda agricola, alla Assiteca, alla RF Antincendio, alla Termotecnica Vagnoli Mauro, alla Fratelli Maccari, alla Poggio Tondo, alla Vitinivicola Giorni, alla Colombaia, alla Lino Mancini, all'Adriano. Intanto siamo dietro e viene fuori Tommaso Rigatti dal gruppo, cerca di rientrare Tommaso Rigatti con un altro atleta. Si tratta di Jenson Brown, protagonista l'anno scorso sia in questa gara che al Cuoio e Pelli, dove poi si mise a lavorare per il compagno di squadra vincitore George Wood, che vinse. Tra l'altro Cuoio e Pelli siamo vicinissimi, è la settimana che porta a questa grandissima gara. Li lasciamo andare, distacco per ora di 40 secondi. Questo è il gruppo ed è le maglie di Matteo Provini che stanno facendo il ritmo. È il polacco Michał Zelazowski che sta facendo il ritmo con Samuel Bertolli sulla ruota. Vediamo, eccoli lì. Stiamo facendo poi c'è Bagnara lì davanti, anche le maglie della Onec, quelle della Sissio. Si cerca di risalire, siamo veramente nel finale di questa gara. Ringraziamenti anche per la Brand Accessori, la tenuta di Colle Alberti, azienda agricola Fausto Latico, azienda agricola Palumbo, al ristorante Pizzeria 4 Assi, alla Loggia dei Medici, alla Corpo Vigili Giurati. Intanto sempre il polacco Zelazowski, sempre con Bertolli sulla ruota. Mastro Marco può magari puntare anche, chissà, a una buona condizione di maglie, che ha fatto anche bene ha fatto anche una buona condizione, un buon Corsanico. Oggi è sempre il polacco, intanto diretto da Matteo Provini, che sta facendo il ritmo, ma il vantaggio che inizia a scendere da 40 secondi a 30 secondi. Siamo al 130° chilometro e il gruppo è tornato compatto, perché purtroppo da 40 secondi c'è stato molto vento contro, stava andando forte Thomas Main, probabilmente se la sarebbe meritata, ma niente. Si preparano le manovre, si va verso Stabia e poi il finale. Lì al semaforo di Lazzaretto si svolta a destra, si inizia la salita per andare all'arrivo e lì ci sarà si scatenerà l'inferno. Sono la maglia della Sissio e quelle della Opla, sono state loro a gestire la gara per tutta la stagione, per tutta la gara, e sono sempre loro. Il trenino della Opla pronto a lanciarsi. Dietro c'è il treno della formazione della Mastro Marco per lanciare Lorenzo Magli, e dietro quello della formazione della Maltinti, che potrebbe lanciare quello che l'anno scorso è arrivato secondo, ovvero l'olandese Juan Edward Den Ox. Questi sono i primi 3 treni del gruppo. Matteo Provini sicuramente ha fatto. Altri ringraziamenti alla General Costruzione, 4 km dalla conclusione intanto, alla Gem Industria Calzature, alla tenuta Boccola Petroio, alla Pieve Vecchia, alla Parkerson, alla Iogurteria La Medicia. Intanto c'è uno scatto in testa al gruppo. Andrea dovrebbe trattarsi di Gazzola, Giovanni Gazzola, con le maglie della Dacia, della formazione della ICS Group Dacia Multicaramaru. Si volta Gazzola per controllare, di solito qui nasce sempre qualche tentativo di fuga. Si sta andando proprio verso Lazzaretto, si svolterà a destra al semaforo e inizierà la salita.
Insieme a lui è uscito anche Matteo Ligato, ma non lasciano spazio. Michal Zelazowski, grande lavoro del polacco che sta pilotando il plotone e pilotando il trenino. Abbiamo già svoltato, si inizia a salire, sono le maglie della Project One. È Adam Kelly, l'irlandese della Project One, che sta provando ad uscire dal plotone. Avete visto il cartello lazzeretto? Eccolo qui, Adam Kelly prova a forzare l'irlandese, potrebbe essere l'azione buona per provare a venire via, ma sarà difficile perché non si farà sorprendere. Grande lavoro del polacco Zelazowski, di Matteo Provini, che sta facendo un grande lavoro per lanciare i compagni di squadra. Ma Adam Kelly ci portiamo alle sue spalle. Abbiamo ringraziato tutti gli sponsor veramente di questa manifestazione, giunta alla 78esima edizione di questo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Ringraziamenti anche al Comune presieduto da Simona Rossetti. Tanto si volta ancora Adam Kelly, vantaggio minimo anche se è coperto dai compagni di squadra. Pedalata, arrivano in questo momento le maglie della formazione della Opla, hanno condotto la gara, non vogliono sbagliare il colpo in canna, a fare ritmo in questo momento Baroni, ma parte il trenino della Project One, parte con il trenino con 2 chilometri alla conclusione. Arriva anche le maglie della formazione della Polisportiva Tripetetolo. Occhio perché c'è il rischio di disunirsi. Adesso se si vuole lanciare il treno bisogna veramente essere perfetti, non perdere le ruote, a fare il ritmo in questo momento Tom Martin della Project One. Siamo all'ultimo chilometro, ultimi 1000 metri. Adesso è il momento, intanto è la Project che si incarica con 3 uomini. Thomas Main a fare il ritmo, Tom Martin in terza posizione, Jenson Brown che a questo punto potrebbe essere il velocista della squadra. Occhio dietro perché stanno cercando di salire le maglie giallo-nere. Eccolo lì il treno della Opla che prova a lanciarsi, non bisogna sbagliare niente. C'è Di Felice, sarà Francesco Di Felice, prova l'uscita Thomas Main, di nuovo si prendelo, seconda posizione per Di Felice, buona posizione per il corridore Francesco Di Felice, pronta a lanciare la volata. Terza posizione, vediamo Buti in seconda posizione, Andrea Buti della formazione della Futura Team. Terzo si tratta di Crescioli. Occhio, poi c'è anche Niccoli a ruota di Crescioli e poi altri 2 maglie dell'Opla. Vediamo alla Chiesa, prova a partire in anticipo Giosuè Crescioli, parte il portacolori della Sissio Team, prova a partire, è rimasto un po' fuori, parte un attimo di esitazione per Andrea Buti che prova ad andarla a inseguire ora. Siamo a 100 metri, primo Giosuè Crescioli che è davanti nella direzione di arrivo e dopo il 2019 torna a trionfare Giosuè Crescioli della Sissio Team davanti a Di Felice e a Buti, a Niccoli, a Magli, Bruno Sesto, settimo Manenti, ottavo Regnanti, nono Viviani e decimo Ninci. Una cosa incredibile, profeta in patria per Giosuè Crescioli, vincitore in casa. L'avevamo detto, era difficile vincere in casa, ma lui era in condizione soprattutto mentale. Dopo il 2019, dopo 5 anni è tornato a rivincere. Queste le immagini della sua vittoria. Andiamo, vi lasciamo alle interviste con i protagonisti di questa corsa. Giosuè Crescioli della Sissio Team, l'ultima vittoria risale alla categoria juniores. Questa è un grandissimo risultato, vincere in casa non è mai facile, però oggi te la sentivi, all'ultimo hai deciso di partire. Sì, a dire la verità all'ultimo giro avevo un po' le gambe incatramate, però di testa ho reagito e ho seguito il treno dell'Opla e poi l'ho presa lunga, ho detto provo a anticiparla e ho fatto il vuoto, quindi insomma è venuta da sé poi gli ultimi metri. Solo che ovviamente sa quello che hai attraversato negli ultimi 3 anni da dilettante, può capire quanto è importante questa vittoria. Ti abbiamo visto arrivare con un urlo, era un urlo veramente di liberazione per te quello. Sì, no, e ci ho pensato tanto in questi anni, ho pensato a quando avrei rivinto e insomma farlo in casa è ancora maggiore di soddisfazione. Certamente è una soddisfazione, la voglio dedicare alla mia famiglia, alle persone che mi voglio bene e a Marco Toffoli che ha creduto in me. Francesco Di Felice dell'Opla Petrolio Firenze Don Camillo, adesso inizia il finale di stagione, la tua condizione sta crescendo, oggi veramente la squadra ti ha supportato in tutto e per tutto per lanciarti alla perfezione. Sì dai, sono in buona condizione, ieri ho fatto terzo, oggi secondo, ci tenevamo a vincere. Diciamo che non ci siamo capiti bene nel finale con i compagni e Crescioli ci ha anticipato, è stato bravissimo. Prossimi appuntamenti sarà la partenza dell'industria del cuore delle pelli? Dovrei fare Carnago sicuramente sabato e poi penso il cuoio e pelli, certo.
Andrea Butti della Futura Team, un periodo molto positivo per te, la condizione che sta crescendo, anche oggi siete stati abbastanza esigenti, siete entrati in dei tentativi, poi nel finale la volata, il Crescioli ti ha anticipato, però sta crescendo in vista del finale. Sì, dai, sto avendo un buon periodo di condizione, un buon periodo di forma e ho fatto qualche risultato, oggi un bel podio, quindi speriamo di continuare così per il finale, insomma sono molto ottimista. Beh, ovviamente ci sono alcuni appuntamenti in cui potrai provare a centrare l'obiettivo grosso, visto che hai fatto già un po' il calco al podio. Sì, ora ci sono tante gare importanti, a metà settembre andiamo in Puglia, poi c'è la Ruota d'Oro, che è una gara internazionale che organizziamo noi, ci puntiamo tanto, quindi sì, gli appuntamenti sono tanti, sono belli, quindi vediamo di fare bene. Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi, insomma, Primo Palatresi lo conosciamo, è veramente instancabile, nonostante gli anni continua a mantenere questa grande tradizione e ci sono state da poco le elezioni e voi ovviamente avete deciso di continuare questo connubio veramente, perché a Primo non si può dire di no. Allora, sicuramente una manifestazione che raggiunge 78 anni vuol dire che c'è tanta storia, tanta passione dietro, rappresenta l'apripista di tutte le feste di Cerreto Guidi. Poi insomma oggi siamo doppiamente orgogliosi di questo risultato per ovvi motivi, però faccio complimenti ovviamente a tutti, a tutte le squadre che hanno partecipato, a te che come sempre insomma sei un amico di Cerreto e presente, e poi ovviamente è diventata tradizione essa stessa, quindi il ciclismo con tutte le squadre nostre ma anche del territorio. Primo per noi è un po' l'esempio di chi riesce dopo tanti anni a portare avanti una manifestazione che anno dopo anno diventa anche sempre più complicata onestamente da organizzare, per cui siamo doppiamente contenti e continueremo a portare avanti questo bellissimo appuntamento. Siamo con Primo Palatresi, organizzatore di questa bellissima manifestazione. Primo, parto da te, accanto a te Francesco Zingoni, che oltre a abitare qui nel comune di Cerreto Guidi è stato direttore di corsa. Primo, siamo giunti a 78 anni di storia di questa gara. Prima guardavamo l'ordine di arrivo, hanno vinto un certo Saronni, un certo Petacchi, una gara importante, poi questa oggi ha vinto anche un atleta di Cerreto. Sono contento perché ha vinto proprio un corridore di Cerreto Guidi, e tanto che battaglia anche lui per arrivare a vertici come si fanno tutti i corridori, e quindi sono molto felice. Oggi è una corsa importante come quella di Cerreto Guidi, che abbia vinto uno del nostro paese. Questo è importante. Poi la nostra corsa è che si svolge su delle colline bellissime, strade perfette, un bel circuito. Io ringrazio prima di tutto l'INPA, tutte le autorità, tutti gli sponsor del Studio dell'Opuscolo e tutti i cittadini che hanno partecipato a questa corsa, e poi ringrazio l'assessore comunale allo sport perché si è dato molto da fare per fare questa corsa più igienica che sia possibile, nel senso che c'era qualche cosa che non andava bene, lui si è prodigato per fare anche questa cosa. Quindi sono molto contento per avere questo svolgimento tutto regolare, non è successo nulla e quindi sono molto contento di questa gara. Speriamo di proseguire. Francesco, passo a te. Te abiti in questo comune, sai la passione che Primo mette. Oggi una corsa che è stata curata al minimo dettaglio, avete cercato sia te che Fabio Costagli di tenerla al meglio, insieme anche a ai giudici di gara in corsa. Però qualcosa di bellissimo, prima guardavamo lo scorcio che c'è di pubblico all'arrivo. Sì, effettivamente questo arrivo ha un qualcosa di particolare. Io però ci tenevo in particolar modo a ringraziare l'amministrazione comunale, perché quest'anno più degli anni scorsi, anche se ci hanno sempre aiutato sia la sindaca sia il vice sindaco Massimo Irrati che l'assessore allo sport Davide Toni, ci hanno dato una mano veramente importante, più degli anni scorsi e con un impegno veramente incredibile. Chiaramente se non ci fosse Primo Palatresi questa corsa sarebbe difficile da fare, quindi lui è la prima persona a cui vanno tutti i più grandi ringraziamenti, però ripeto, quest'anno in maniera particolare l'amministrazione comunale ci ha dato veramente una grossa mano. Poi c'è stato il vincitore di casa, mi dicono all'arrivo praticamente un boato da stadio, per cui effettivamente il finale è stato il coronamento di una giornata credo di poter dire veramente bella.
Primo, chiudo con te, siamo a 78, prima la sindaca Simona Rosetti diceva arriviamo a 80. Ma io spero, solamente se non succede nulla fisicamente come ora, io spero di arrivarci, però sai, le cose sono sempre pronte, quelle con tutti aspetti e via. E quindi io spero di andare avanti, specialmente qui accanto allo Zingoni, per avere un futuro ancora migliore anche di quest'anno. Non è che io mi fermi solamente, ho la mia età, però sono anche ambizioso e sono abbastanza giovanile, nel senso per avere ancora delle cose migliori e più giovanile ancora. Non è che io con la mia età che mi sottragga a quello che gli è la cosa da fare. Io non mi tiro indietro, quindi cerco sempre di proseguire, di andare avanti e fare sempre meglio. Con lo Zingoni si cerca di farlo e quindi vedremo. Penso di sì.